Un grand mandi a Duc e un grande saluto a tutti. Mandi mandi a Duc. Ci tocca uscire nuovamente con una nuova diretta, questa volta dedicata alle discussioni relative agli enti locali e al loro futuro nella nostra regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Friuli trattino Venezia Giulia, ovviamente. Perché gli enti locali di area vasta, a seguito della totale soppressione delle vecchie province ordinarie, stanno tenendo banco anche sulla stampa locale, anche recentemente, per quanto riguarda molte ipotesi di futura riforma sia costituzionale sia legislativa regionale e anche in questi mesi iniziali del nuovo anno 2025 leggiamo da varie parti in Friuli, insomma, varie proposte, varie ipotesi, varie discussioni che insomma sono oramai pubbliche, partecipate anche sulla stampa locale, in relazione insomma alle soluzioni geopolitiche più disparate. Ecco. Consentitemi di intervenire nuovamente su queste tematiche seguendo le pubblicazioni che ho da ultimo potuto leggere e vi chiedo scusa se devo fare ricorso a un testo scritto anche per contingentare i tempi, ecco, a livello di replica. Visto che purtroppo continuo a notare sui giornali che nessuno sta facendo i reali interessi del Friuli, come al solito toccherà farli a noi e come al solito toccherà organizzarci in autonomia e prendere posizione, ecco. Come già abbiamo fatto insomma da molto tempo e qui sotto in descrizione vi fornisco alcuni link che dimostrano qual è stato anche il nostro contributo sulle discussioni relative anzitutto a che cos'è il Friuli, ma venendo alla mia replica, che ritengo molto importante, passo direttamente a leggervi quanto ho preparato anche per un'eventuale pubblicazione che non so se passerà sui giornali perché lo stato attuale della nostra stampa, anche locale, è quello che è, ma in ogni caso tengo particolarmente a divulgare queste idee che non sono solamente mie, ma penso possano trovare condivisione anche presso tutti coloro che sinceramente si impegnano anzitutto nella difesa del Friuli, della sua stessa geografia, della sua stessa storia e delle sue possibili future potenzialità. Da abbonato ho letto con preoccupazione il lungo articolo sulle varie ipotesi di nuovi enti locali di area vasta, pubblicato su La Vita Cattolica, il settimanale diocesano udinese, il giorno 5 marzo del 2025 a pagina 16. Tengo a manifestare il mio dissenso almeno su alcuni sintetici
spunti essenziali. Anzitutto sulla denominazione della regione autonoma Friuli trattino Venezia Giulia. Sottolineiamo il trattino, perché proprio la legge costituzionale 1 del 2016 sulla soppressione delle vecchie province ordinarie, nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che è l'unica a fare fede, prevede il trattino dappertutto, anche se non piace né ai triestini né ai loro collaborazionisti. Viene evocata addirittura Aquileia, ossia uno dei principali fondamenti della storia friulana. Ma attenzione, non per riunire finalmente tutto il Friuli patriarcale, ma viceversa e come al solito per dividerlo con vecchi e nuovi confini che sarebbero di mera spartizione, al solo fine di assecondare gli interessi geopolitici del nostro eccentrico, alieno, ostile capoluogo regionale triestino, a mantenere il pieno controllo su una entità regionale artificiale, malnata, non frutto di fantomatici asseriti patti, ma calata imposta dall'alto, risulta da tempo in atto un grave e insidioso tentativo di distruggere, nell'ambito di una triestineggiante cosiddetta unità regionale FVGina, da ultimo senza nemmeno trattino, la già debole e forse compromessa unità di tutto il Friuli, dai Monti al mare, dal Livenza al Timavo. A mio modo di vedere si tratta chiaramente del famoso divide et impera. La consultazione popolare diretta nel caso di modifica delle circoscrizioni degli enti provinciali o intermedi, vecchi e nuovi, ovvero sia nel caso di modifica dei confini, perché si tratta di enti territoriali per i quali il territorio è un elemento essenziale e di enti ad appartenenza necessaria, perché tutti i residenti sono necessariamente chiamati a parteciparvi. Ecco, questa consultazione popolare diretta nel caso di revisione dei confini provinciali o comunque di tutti gli altri enti intermedi tra comuni e regioni, è sì non vincolante ma obbligatoria e risulta prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo di attuazione dello Statuto Speciale 9 del 1997. Per questo non si tenne alcun referendum locale quando la legge statale 171 del 1968 istituì per Scorporo la ex provincia di Pordenone. Nel 2004 proprio un referendum segnò invece il tramonto della ipotesi Alto Friuli. Poi sulle UTI la nostra gente non votò mai, prima che venissero superate per via giudiziaria e poi anche legislativa. Gli attuali EDR, enti di decentramento regionale, dal 2019 sono scatole vuote, nemmeno di secondo grado, ovvero sia con organi a elezione indiretta, ma di nomina dall'esecutivo regionale, con competenza territoriale ricalcante le 4 precedenti circoscrizioni provinciali. Visti e considerati gli auspici proposti in discussione, senza che nessuno
osi riproporre invece una nuova provincia friulana unitaria dal Livenza al Timavo, la quale unica, oltre a costare molto meno, potrebbe impedire che il Friuli resti solamente una espressione geografica, peraltro sempre più disconosciuta. Auspico, in considerazione di tutto questo, che l'attuale progetto di riforma costituzionale dello Statuto speciale sugli enti locali, attualmente trasmesso al Senato, disegno di legge costituzionale 1279, non venga mai approvato, soprattutto in quanto, a seguito di un emendamento proposto da parlamentari eletti fuori regione e approvato alla Camera, proposta di legge costituzionale 976, risulta attualmente esteso anche alla congiunta ipotesi di contestuale introduzione di ulteriori ma diverse modifiche costituzionali, eterogenee rispetto a quelle dedicate agli enti locali, ad personam, che per effetto di artificio procedurale comporterebbero una di gran lunga più agevole riforma della legislazione elettorale regionale sulla forma di governo volta a consentire l'elusione dell'attuale divieto del terzo mandato presidenziale regionale direttamente elettivo, attualmente previsto dall'articolo 20, dal comma 3 e dal comma 4 della legge regionale 17 del 2007, che è la legge statutaria della regione autonoma, finendo quindi per rimandare ulteriormente quel vecchio presidente della regione friulano, evocato nell'articolo citato, quale oramai superato contrappeso all'attuale strapotere triestino, vistosamente debordante ad ogni livello, senza più alcun limite, né più alcuna necessità di salvare nemmeno le apparenze, mentre il Friuli assomiglia sempre più a una colonia utile solamente a pagar tasse per alimentare una spesa pubblica, anche regionale, sempre più concentrata quasi esclusivamente nell'angolino in basso a destra. Questo è quanto ai noi. Cerchiamo quantomeno di esserne consapevoli. Cerchiamo quantomeno di consapevolizzare a nostra volta quante più persone possibile. E facciamo almeno girare queste riflessioni nella speranza che la gente si renda conto a quale livello siamo arrivati in Friuli. Vi ringrazio se non altro per l'attenzione, ma anche per il vostro contributo che sono certo non mancherà. Ehm, Passaparola, condividiamo, facciamo girare, facciamo il possibile per allargare quanto più possibile un'informazione che sia, se non altro, corretta e completa, un po' più equilibrata di quella che purtroppo riesce a filtrare sulla stampa anche locale. Ehm, Vi ringrazio se non altro per l'attenzione e vi invito sempre a far girare non solo questo video, ma anche tutti gli altri che trovate sul nostro canale, su questo canale, per fare il possibile, se non altro a livello informativo, eh,
a difesa, del Friuli, insomma, del futuro della nostra terra e della nostra autonomia. Grazie e mandi a Duce.